Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Una donna è morta, un'altra ferita gravemente, ricoverata in ospedale. Entrambe sarebbero state investite nei pressi di una casa di cura alla zona industriale di Catania da un uomo posto in stato di fermo. Ancora da chiarire la dinamica, i tre sarebbero arrivati insieme. Sparatoria in Viale Bummacaro, Librino, ferito un 21enne ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Marco di Catania. Si indaga per risalire all'autore e al movente. Gli inquirenti sembrano escludere legami con la criminalità organizzata. Ballottaggi in Sicilia, si torna al voto domani e lunedì per eleggere 4 sindaci al secondo turno. A Siracusa e a Cireale le sfide più interessanti. Pubblicato il bando per la vendita della ex Bluetech di Termini Imerese. Entro metà settembre le offerte d'acquisto. Si riaccende la speranza dei lavoratori da anni in cassa integrazione. La rimodulazione dei fondi del PNRR potrebbe mettere a rischio il completamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania, dove restano aperti 2 cantieri. I fondi europei potrebbero essere spostati su altri progetti per evitare che si perdano. I prezzi di frutta e verdura schizzano alle stelle a causa dell'inflazione. A Palermo, persino nei mercatini storici, il risparmio è ormai un miraggio. A Catania riapre la prima spiaggia libera della Playa, la numero 3, con servizi, punti di ristoro e raccolta differenziata. La prossima settimana toccherà alle altre 2 e ai solarium della Scogliera. Coppa Italia di Beach Soccer, avanza il Catania che sconfigge nei quarti il Chiavari e nel pomeriggio sfiderà in semifinale il Città di Milano. Buongiorno e ancora benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Lo avete sentito dai titoli, apriamo con una notizia dell'ultima ora. Una donna è morta ed un'altra è rimasta gravemente ferita dopo essere state travolte da un'auto questa mattina intorno alle 12 nella zona industriale di Catania, non distante da una casa di cura. Sul posto, allertati da una telefonata al numero unico di emergenza 112, sono arrivate la polizia stradale e diverse pattuglie della Polizia di Stato che hanno transennato la zona per effettuare i rilievi di legge. La donna ferita è stata portata in ospedale per i primi soccorsi. Da chiarire non priva di punti oscuri la dinamica della vicenda. Indaga la polizia, state vedendo le immagini, che a posto è stato di fermo l'investitore, il quale avrebbe legami personali con una delle 2 donne. Si torna a sparare a Librino, è in prognosi riservata un giovane ferito a colpi di arma da fuoco sul Viale Bummacaro. Indagano i carabinieri che escludono però legami con la criminalità organizzata. Tonino De Mana. Il profilo del ferito, incensurato, lascia pensare che il fatto non sia legato alla criminalità organizzata, ma ad un episodio riconducibile a dissidi di natura privata. Si muovono in questa direzione i carabinieri di Catania che stanno indagando sulla sparatoria avvenuta ieri sera nel quartiere di Librino. Erano da poco trascorse le 23 quando un ragazzo di 21 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava sul Viale Bummacaro all'altezza del Civico 6. Il giovane, trasportato d'urgenza con un'ambulanza del 118 al vicino ospedale San Marco, si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico resosi necessario per asportare la milza. Un solo il proiettile sparato che lo ha colpito all'addome dopo aver perforato il braccio. Non è ancora chiaro il momento del grave fatto di sangue, con i carabinieri della compagnia di Fontanarossa che stanno scandagliando la sfera personale del giovane. L'unica certezza degli investigatori è che il 21enne non apparterrebbe ad alcun sodalizio criminale. L'ennesima sparatoria a Catania ripropone il tema della sicurezza. Proprio ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi e da cui ha preso parte anche il neosindaco Trantino, assicurando maggiori risorse in termini di uomini e mezzi per il presidio del territorio.
Si è subito chiuso il cerchio attorno all'autore della sparatoria alle porte di Ortigia. A Siracusa la squadra mobile ha arrestato un 22enne incensurato che a bordo di un furgone ieri mattina ha sparato un colpo di pistola colpendo a una gamba un giovane che sostava davanti a una bancarella del pesce. Il movente del ferimento è al vaglio degli inquirenti. La pistola è stata rinvenuta dagli agenti insieme ad alcune cartucce. Adesso la politica si torna alle urne domani e dopodomani nei 4 comuni che non sono riusciti ad eleggere il sindaco al primo turno. Si vota a Siracusa, a Cireale, a Sant'Antonio e Piazza Armerina. E il servizio di Manlio Viola. Siciliani chiamati nuovamente alle urne domenica 11 e lunedì 12 giugno, ma solo in 4 comuni dove sarà necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. Si tratta di un capoluogo di provincia, Siracusa, 2 comuni del Catanese, Acireale e Aci Sant'Antonio, e uno dell'Ennese, Piazza Armerina. A Siracusa tornano a duellare Ferdinando Messina con le sue 7 liste, tra cui DC, MPA, Lega e Fratelli d'Italia, e Francesco Italia, sindaco uscente, fermo al 23%, con 4 liste civiche. Qui il clima è ad alta tensione, gli apparentamenti che sembravano ovvi sono saltati e sono volate anche parole grosse. Intanto Giancarlo Garozzo, uno dei candidati sindaco rimasti fuori al primo turno, ha realizzato una doppietta. Da un lato la sua lista, fuori sistema da Siracusa, si è apparentata con il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina. Dall'altro in questo modo ha bloccato il premio di maggioranza al sindaco uscente Italia qualora quest'ultimo riuscisse a vincere il ballottaggio. 2 i comuni del Catanese. Si tratta di Acireale, dove si dovrà decidere tra Roberto Barbagallo, 8 liste civiche e il 34%, e Nino Garozzo, 5 liste con Fratelli d'Italia, Sud chiama Nord, Lega e DC col 26%. Prima l'Italia Lega, qui è il primo partito con oltre il 10% al primo turno. Il secondo comune è Aci Sant'Antonio, dove si sfideranno nuovamente Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Il primo con 4 liste civiche che ha conquistato il 33% dei voti, il secondo ha 5 liste con DC e Forza Italia e si è fermato al 30%. In provincia di Enna al ballottaggio soltanto Piazza Armerina, dove la vicenda è uno scontro interno in casa centrodestra, ma con incursione degli uomini di De Luca. Gli abitanti dovranno decidere chi sarà il prossimo sindaco tra Nino Cammarata, arrivato al 32% con 3 liste sostenuto da UDC e Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri, anche lui con 3 liste con DC, Forza Italia e Sud chiama Nord. Quest'ultimo spinto però anche da Forza Italia, che si afferma come primo partito con più del 15% dei consensi. La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di duplice omicidio stradale il 42enne che ieri era alla guida dell'Audi che ha tamponato la Fiat Panda, che poi ha preso fuoco. Nel rogo dell'auto sono morte 2 persone che erano a bordo: Giuseppe Nobile di 75 anni e la compagna Calogera Stella di 70 anni. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 640 all'Agrigento-Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara. State vedendo la foto delle vittime. A Termini Imerese finalmente c'è il bando per la vendita della ex Bluetech. Il termine per le offerte è stato fissato per il 15 settembre. L'obiettivo è reindustrializzare tutta l'area che soffre da anni l'addio della Fiat. Marco Gullà. Il 15 settembre alle ore 13, questo è il termine per presentare offerte per l'acquisto dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Lo stabilimento nell'area industriale della città dell'Interland di Palermo viene da anni di difficoltà conseguenti la dismissione dell'impianto di produzione di automobili Fiat. Poi il capitolo Bluetech, che si è rivelato un fallimento per tutta l'area. Una telenovela a puntate. Lo scorso 4 aprile è stato infine siglato un accordo di programma con il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si spera in una svolta. Chi si aggiudicherà l'acquisizione potrà inoltre contare su contributi per 105 milioni di euro necessari anche per la riassunzione del personale. La pubblicazione del bando deve rappresentare una soluzione industriale concreta per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. 11 anni di annunci e fallimenti. Per queste ragioni verificheremo concretamente l'evolversi di questa procedura. È chiaro che il governo regionale e il governo nazionale di Invitalia devono fare attenzione a quelli che saranno le aziende interessate per reindustrializzare Termini Imerese. Reindustrializzare un'area che soffre da troppi anni. Noi auspichiamo che le proposte fin qui arrivate a livello interlocutorio diventino manifestazioni di interesse vincolante, affinché si possa finalmente ripartire su quel territorio, affinché i lavoratori che da anni
aspettano di poter ripartire con il lavoro possano avere effettivamente una possibilità. Sono 3 i gruppi industriali che hanno mostrato pubblicamente un interesse per un sito industriale che oltre allo stabilimento ex Fiat comprende anche la fabbrica di piccola lastratura e il sito Plastic Components, già Magneti Marelli. Ancora una notizia di cronaca: ha minacciato il figlio con una pistola risultata a salve dopo aver danneggiato tutti i mobili di casa. Su richiesta del giovane, i carabinieri di Favignana hanno arrestato una donna di 45 anni per resistenza pubblico ufficiale e minaccia aggravata. All'arrivo dei militari la donna si è barricata in macchina e ha minacciato di investire i carabinieri. Il GIP di Trapani ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta a settimana. Rischia di tramontare il progetto dei treni ad alta velocità tra Palermo e Catania e Messina. 2 dei 5 lotti sono in ritardo e il Ministero pensa di dirottare altrove i fondi del PNRR per evitare il rischio che vadano perduti, mancando solo 3 anni alla scadenza del finanziamento. Il servizio. Niente alta velocità fra Palermo, Catania e Messina e fondi del PNRR a rischio. I ritardi sul fronte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno costringendo il Governo nazionale ad una riflessione sull'assegnazione delle risorse per il potenziamento della linea ferrata dello Stivale. Mancano 3 anni al termine ultimo del 30 giugno 2026 imposto dall'Europa per completare le opere previste, ma molti progetti sono ancora in alto mare. E fra i lavori fermi c'è il progetto Alta Velocità Palermo-Catania-Messina. A Roma pensano dunque di spostare somme per 6 miliardi di euro da questi progetti fermi o in ritardo ad altre opere. Ci sono non soltanto la TAV in Sicilia, ma anche il raddoppio della Roma-Pescara. L'elenco è lungo. Per la Sicilia si tratta di 2 dei 5 lotti dell'alta velocità Palermo-Catania-Messina. Quasi metà della tratta mostra ritardi e le risorse potrebbero essere destinate ad opere in fase più avanzata o con maggiore fondi, come la tratta ferroviaria Napoli-Bari, dotata già di un finanziamento di 840 milioni di euro. Stesso destino per i fondi del progetto Pugliese, che potrebbero andare invece alla linea ferrata Battipaglia-Taranto o a quella Orte-Falconara che unirà il Lazio alle Marche. Nei giorni in cui il Governo nazionale festeggia dunque l'avanzamento dell'iter del ponte sullo Stretto di Messina, il rischio è che qualora l'opera fosse realizzata i treni sbarcati in Sicilia si troveranno poi costretti a rallentare sensibilmente, vanificando praticamente tutto. Dopo 10 anni non andrà in carcere, dopo 10 condanne, scusate, non andrà in carcere, lo ha deciso il Tribunale di Termini Imerese pronunciandosi sulla vicenda di un pluripregiudicato di 48 anni che aveva usufruito della sospensione della pena nonostante avesse una lunga serie di precedenti condanne per detenzione di stupefacenti, furti, rapina e invasione di edifici. Il Tribunale ha rigettato per una serie di ragioni procedimentali l'istanza del pubblico ministero che chiedeva la revoca del beneficio. Soddisfatto l'avvocato, secondo cui il suo assistito già da tempo ha cambiato stile di vita e ha finalmente trovato lavoro. Palermo aggredita dall'inflazione. Il capoluogo è la seconda città d'Italia nella graduatoria dei rincari registrati negli ultimi mesi e neppure i mercati storici vengono risparmiati dagli aumenti. Siamo andati a vedere con Marco Gullà. Sì, è avvicinate. Aiuto al mercato a cattare un po' di cifre. La Sicilia continua a rimanere sotto il gioco dell'inflazione. Nell'isola l'aumento dei prezzi al consumo non smette di aggredire i portafogli delle famiglie siciliane. Palermo è la seconda città più cara d'Italia per i rincari degli ultimi mesi. Così siamo andati in uno dei mercati storici del capoluogo siciliano, quello del Capo, che fino a qualche anno fa era un'oasi del risparmio e che invece adesso ha dovuto rimodulare i prezzi. I primi ci ha danneggiato. I primi. Purtroppo al mercato è troppo cara la roba. La gente che dice? Si lamenta perché è cara. Purtroppo questa è. I rincari sono ovunque ormai. Ormai il problema è che non si è capito cosa sta succedendo, perché in realtà credo che ci sia un problema a monte. Cioè il problema secondo me parte dal fornitore iniziale, dall'industria, dai supermercati soprattutto, perché la distribuzione moderna oggi cerca di mantenere più o meno il prezzo, ma in realtà non ce la fanno anche perché loro devono rispettare i loro margini. Molti turisti, pochi cittadini. I mercati storici di Palermo soffrono l'aumento dei prezzi. Praticamente il mercato in se stesso sta morendo. È diventato qua tutta una zona di street food e si vende solo questo. Gli altri prodotti siamo in via di estensione qui
quelle che facciamo al mercato. Sempre meno palermitani si vede. Sì, certo, sempre meno palermitani e tutti i turisti, come lei ben può vedere. Il mercato del Capo poi è abbastanza caro rispetto per esempio al mercato di Ballarò, è molto più economico. Forse perché è diventato un po' d'élite anche il mercato del Capo, non lo so, dico, questa è la mia sensazione. E se prima questo mercato era una strada del risparmio, adesso invece l'inflazione ha cambiato tutto. Il popolo palermitano tengono un pochettino a comprare meno cose per la crisi che c'è. Però La gente viene di meno rispetto a prima. Però grazie al turismo, ringraziando a Dio, che qualche cosina si riesce a vendere. Cosa dice la gente? Che magari è aumentato qualcosa? È aumentato tutto, il doppio, non è che è aumentato qualche cosina, è aumentato tutto il doppio. Se taxano queste cose belle, se taxano. Andiamo ragazzi! Adesso andiamo alla playa di Catania. Questa mattina è stata aperta la prima spiaggia libera, la numero 3. La prossima settimana toccherà alle altre 2 e ai solarium della Scogliera. I catanesi non hanno perso l'occasione per concedersi i primi bagni. Eva Spampinato. Prima giornata di mare? Prima giornata di mare, sì. Siamo venuti alle 7. Come avete trovato la spiaggia? No, abbastanza pulita, sì. Dalle prime ore del giorno è un susseguirsi di arrivi e teli stesi sulla sabbia qui alla playa di Catania. Siamo nella spiaggia libera numero 3, Stromboli, che questa mattina ha ufficialmente aperto i battenti dopo gli interventi di rigenerazione, bonifica e l'allestimento dei servizi. Punto bar attrezzato, docce, bagni, salvataggio in mare. Io facevo altre spiagge sinceramente, però mi hanno invitata a venirci, mi sono trovata bene e ci ritorno. Oggi è un ottimo giorno per fare il primo bagno. Crema protettiva, perché dobbiamo fare vedere ai professori che non stiamo andate al mare, quindi ci dobbiamo coprire. E se c'è un segnale inequivocabile che indica che siamo alla playa, è questo. Passa cocco bello che gioia ti fa e dimmi quando cocco vuoi. La spiaggia è ampia e pulita, sono presenti punti di raccolta differenziata diffusi, ma adesso dovranno essere i catanesi e chi usufruisce della libera numero 3 a mantenerla pulita. Finalmente posso dire che la spiaggia viene un po' più curata. Stare attenti a chi butta cartacce, cose eccetera e prendere subito la multa senza aspettare all'anno prossimo, e così forse la gente, come dire, impara. Martedì prossimo toccherà alla spiaggia libera numero 2 Vulcano aprire le porte per il mare libero della playa con gli stessi servizi e una vasta area parcheggio. Domenica 18 sarà la volta della libera numero 1 Etna, la prima del Viale Kennedy provenendo dal Faro Biscari. Sul fronte solarium entro metà della prossima settimana sarà operativo il solarium di Piazza Sciacca proprio di fronte a Piazza Europa e la discesa a mare per disabili di San Giovanni Licuti, che quest'anno ha anche una piattaforma molto più ampia e una progettazione più sicura e confortevole. Allora, buon bagno a tutti, noi ci fermiamo per una piccola pausa, torneremo subito dopo con altre notizie. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, di beach soccer per la precisione, perché il Catania Beach Soccer approda alla semifinale di Coppa Italia in programma nel pomeriggio contro il Città di Milano nei quarti. Successo mai in discussione con il Chiavari sconfitto 7-2. Marco Carli. Prosegue la corsa del Catania Beach Soccer nella Coppa Italia che si sta disputando a Vasto in Abruzzo. I rossazzurri del presidente Bosco arrivano alle semifinali e confermano di poter recitare da protagonisti anche in questa stagione. La partita dei quarti con il Chiavari vinta 7-2 è letteralmente a senso unico fin dai primi minuti. Avvio veemente dei ragazzi guidati da Fabrizio Santos che trovano il gol con B. Martins al quarto. Al settimo irrompe nel match l'MVP dell'incontro. Si tratta di Zurlo che riesce a battere al secondo tentativo il portiere ligure. È un monologo e partecipa alla festa anche Fred. Siamo solo all'8° minuto e la gara è già indirizzata 3-0 per i rossazzurri. Ma non è finita qui. Il primo tempo, che determina il match, si chiude con un'altra rete etnea, questa volta con Giordani, che trasforma al meglio un calcio piazzato. La seconda parte dell'incontro è ancora appannaggio degli etnei. Al quinto Fred vede sul fronte opposto l'inserimento di San Filippo che trasforma 5-0. 2 minuti dopo, lungo lancio di Padiglia per Zurlo, che si inventa una
splendida rovesciata, palla alla sinistra di Lepri. Il numero 9 nel terzo periodo trova anche la tripletta personale. A poco, se non a rendere meno pesante il passivo, servono le 2 reti dei liguri. Oggi pomeriggio il Catania Beach Soccer giocherà con il Città di Milano, che nei quarti ha avuto la meglio sul Roma Beach Soccer. Domani in programma la finale che assegnerà la coccarda tricolore e la Coppa Italia 2023. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Ringraziamo per averci seguito, un buon proseguimento di giornata a tutti.